Siamo in compagnia con Paolo Bordignon, candidato sindaco per il comune di Rosà, e comincerei proprio da questo, il vostro simbolo, continuità e rinnovamento. La nostra lista è in continuità all'amministrazione attuale, che faccio parte, ma è rinnovata al 50% con gente nuova che si è messa in gioco per governare Rosà e per far bene per il proprio territorio. Oltre alla Lega ci sono infatti altre due liste. Ci sono due liste civiche d'appoggio, una lista indipendenti per Rosà e una lista Forza e Continuità che ha già lavorato con noi. Quella del sociale è sempre un tema molto forte, soprattutto in questo momento purtroppo di crisi economica. Che risposte volete dare, intendete dare alle famiglie e alle fasce più deboli? Abbiamo messo all'interno del nostro programma la persona come in primo luogo, la famiglia. Vogliamo aprire sin da subito uno sportello famiglia e abbiamo soprattutto la necessità di aprire, visto le necessità all'interno del comune di Rosà di 70 famiglie, di costruire una casa alloggio per anziani non autosufficienti. Abbiamo già ricevuto 16 quote regionali e vogliamo puntare a dare una mano a queste famiglie che accudiscono a casa i propri genitori. Tra i punti forza infatti del vostro programma c'è anche una mano tesa all'economia. Sì, vogliamo applicare, come abbiamo già fatto in precedenza, lo sportello unico alle imprese per dare una mano a delle risposte semplici, concrete e puntuali alle nostre imprese. Rosà, con ordinanze ben precise e sinergia tra forze dell'ordine, è un paese tranquillo. Qui che progetti avete? Continueremo sicuramente a collaborare con le forze dell'ordine, andremo sicuramente a potenziare l'impianto di videosorveglianza nei punti nevralgici del territorio e abbiamo a breve chiuso un bando per l'assunzione di un nuovo vigile urbano, per cui un presidio totale del territorio. Investire nella scuola equivale ad investire sicuramente nel futuro. So che qui avete importantissimi progetti. In continuità con il piano delle opere triennali approvate abbiamo chiuso un contratto con l'acquisizione di un'area a cavallo tra frazione di San Pietro di Cusinati, l'acquisizione di un'area dove insiste un elemento intensivo che dà dei grossi problemi alla frazione di Cusinati. Andremo a costruire un campus, una scuola che è già in parte finanziata per 1.200.000 euro, naturalmente un intervento importante che va a bypassare anche il problema del dimensionamento scolastico. Rosà si è sempre contraddistinta per la tutela dell'ambiente, impianti biomassa, bosco di campagna, impianti fotovoltaici. Anche nella vostra amministrazione intendete proseguire nel segno della continuità? Certo, nel segno della continuità andremo avanti a potenziare tutti questi impianti. Sicuramente il Comune di Rosà ha 7 impianti pubblici per una produzione di 150 kg di energia e impianti privati per circa 180 interventi per circa 8.000 kg di energia, un intervento molto importante. Andremo sicuramente a potenziare questi interventi, andremo sicuramente a modificare il regolamento edilizio per dare ancora una spinta maggiore a questo tipo di interventi. Lei proviene dal mondo dell'associazionismo, in particolare quello sportivo. Le associazioni sono sicuramente uno dei pilastri dell'educazione dei giovani, soprattutto magari in questa forte crisi economica. Come intendete proseguire in questo senso, visto che anche nel 2011 Rosà è stato Comune Europeo dello Sport? Nel segno della continuità continueremo a collaborare con tutte le associazioni sportive, in particolar modo con le associazioni sportive che si impegneranno soprattutto con i giovani, perché lo sport per noi è una palestra di vita, soprattutto nell'ambito dei giovani, per cui la massima disponibilità, il massimo coordinamento, ma anche la massima autonomia delle società sportive. La viabilità è uno dei problemi principali per Rosà, per il capoluogo, ma sempre più per le frazioni, soprattutto a ovest, dove il traffico cerca alternative alla statale. Non fra molto ci sarà la Pedemontana e il centro commerciale di Bassano Sud. Come intendete intervenire? La prossima amministrazione sarà quella che vedrà partire i lavori della Pedemontana, per cui un lavoro molto sodo da parte del candidato sindaco e del prossimo sindaco. Un lavoro che da parte mia vedrà sicuramente ad essere in appoggio a tutti coloro che sono toccati da questo intervento e sicuramente un lavoro per quanto riguarda lo spostamento del traffico pesante della statale, intervento che va a favore delle frazioni di Cusinati e di Rosa Centro, a favore di Travettore e di San Pietro, che naturalmente di Sant'Anna, e con l'intervento che andremo a fare sicuramente andrà a risolvere un po' il problema del traffico pesante. Le piste ciclabili sono il primo biglietto da visita di Rosà. Continueremo su questa strada, naturalmente andremo ad arricchire la rete di piste ciclabili invidiate da tutti i comuni limitrofi. Non da ultimo abbiamo concluso il progetto definitivo della pista ciclabile di Sant'Anna, che va a congiungere il centro di Sant'Anna con la zona industriale, per cui anche questo è un intervento rivolto alla qualità della vita e alle piste ciclabili. Il 6 e 7 maggio scegli la continuità nel rinnovamento e vota Paolo Bordignon.